A sirene spiegate è arrivata in campo Marzio la pattuglia della polizia locale chiamata in tarda mattinata dai cittadini, una scena che qui si ripete sempre più frequentemente. La discussione per un piccolo tamponamento stava degenerando, coinvolto un soggetto conosciuto dalle forze dell'ordine che staziona abitualmente nella zona dello spaccio di via Gorizia. Ho visto dopo, quella macchina lì ha fatto retromarcia e lui aveva la bicicletta, l'ha messa secondo me lì, secondo quello che dicono qua. E allora è nata una discussione con i cinesi. E allora ha chiamato i vigili e lui ha gridato. Sempre come litigato. Ah sì? Anche io ho paura, io sono donna, non c'è uomo. Ci vorrebbe un daspo per certi personaggi, se no non è più tranquillo, chiedono soldi per tutto, se non li dai insomma sono pericolosi. Solo poche ore fa, infatti, in questa zona una ragazza è finita in ospedale con un grave trauma cranico proprio per non aver elargito l'elemosina a un senza tetto. Verso mezzanotte la giovane era uscita dalla stazione ferroviaria, ma è stata spinta violentemente a terra dall'uomo, furioso per non aver riscosso il denaro che le aveva chiesto. Nelle stesse ore, poco più in là, veniva sfondata da balordi la vetrina del Bar Verdi di Piazzale Bologna. Insomma, un bollettino di guerra nelle ultime 24 ore per questa zona che dovrebbe essere il biglietto da visita della città. I residenti sempre più esasperati. E se ci spingono e ci buttano a terra, per noi è finita, ecco. E quindi sia io che mio marito cerchiamo di uscire nelle giornate più chiare, di giorno, perché poi a una certa ora ci ritiriamo e non ci muoviamo più. Gentaglia c'è, e questa gente non ha niente da fare, niente, non lavora. Come fa a vivere? Questo mi domando. Sabato c'era uno disteso per terra davanti alle macchinette delle bibite, ha distrutto la macchinetta per prendere i soldi e le cose che ci sono dentro. È chiaro che lasciamo campo libero per fare tutto quello che vogliono, quindi è necessario affrontare la situazione così come si deve. Naturalmente si devono richiamare le forze dell'ordine che facciano il loro compito molto assiduo, perché la sicurezza è un bene di tutti.